Con Federico Canner qui a Ponte di Piave al birrificio San Gabriel. San Gabriel è un sponsor ufficiale del Giro d'Italia di quest'anno. Oggi la presentazione qui in azienda del Giro d'Italia e di tutti i sponsor collegati a questo Giro d'Italia. La sua impressione in questo momento di pandemia per questo coraggio di questo imprenditore? Questa è l'occasione per ringraziare non solo Gabriele Tonon, ma tutti gli imprenditori veneti, non solo, che in questo momento di difficoltà hanno il coraggio di investire, di spendere, di innovare il proprio prodotto e anche di pubblicizzarlo. Gabriele ha avuto questa grandissima intuizione di far sì che una birra artigianale possa entrare nel grande circuito del Giro d'Italia. Questo è importante soprattutto per noi veneti, che stiamo cercando anche di valorizzare il prodotto birra. Questa è una regione molto importante per la viticoltura, ma fortunatamente non esiste solo il vino, ci sono anche tante altre produzioni tipiche e anche il luppolo può essere per esempio una materia prima importante per lo sviluppo della birra, tant'è vero che come Veneto abbiamo messo in campo assieme all'Università di Padova proprio la possibilità di sviluppare meglio questo prodotto a livello territoriale per far sì che si arrivi un domani a un sogno ad avere una vera e propria birra veneta dall'inizio alla fine. Tonon, il titolare di questo birrificio, fa parte anche della Confapi Treviso. Assieme agli imprenditori, oggi qui c'è tutta l'associazione che partecipa a questo evento, per cui un imprenditore non solo impegnato nella sua azienda, ma impegnato anche per promuovere e per coordinare anche tutti gli altri imprenditori, una forza che insomma è un valore aggiunto. Sì, direi che l'importante è proprio questo, la forza del territorio non è soltanto avere un imprenditore solo, ma un sistema di imprenditori che fanno rete, e questo è il punto dove come Regione Veneto vogliamo investire di più, perché noi abbiamo tantissimi piccoli artigiani o produttori o imprenditori, ma abbiamo la necessità di fare rete per aggredire il mercato anche a livello internazionale, e quindi forse questo è un po' un punto debole che il Veneto ha sempre avuto negli anni, e la possibilità di associarsi all'interno di organizzazioni costituite come Confapi o da altre dà la possibilità agli imprenditori non solo di scambiarsi anche buone idee, buone pratiche, ma anche di lavorare insieme per la promozione territoriale, e questo a livello non solo turistico ma anche di sviluppo del prodotto, del territorio, è molto importante. Ecco, lei oltre che essere assessore al turismo è assessore all'agricoltura. Lei parlava nel suo intervento del luppolo, cioè di produrre qui nel Veneto e di rendere una birra veneta. Ecco, questo può essere possibile? Sì, noi stiamo appunto lavorando con questo assieme anche all'Università di Padova per far sì che ci sia una produzione anche semplificata sul territorio, in maniera anche da aggregare molti piccoli agricoltori, medi o anche piccoli agricoltori, che oggi per esempio nella produzione del luppolo trovano la difficoltà di conferire il prodotto da qualche parte, per esempio per la tostatura, no? E quindi questo è importante, che ci sia la possibilità non solo di fare rete, una massa critica sul territorio. Oggi i numeri sulla produzione del luppolo sono troppo bassi per poter dire di avere una birra veneta certificata dall'inizio alla fine, no? Abbiamo molte produzioni, ma ci manca il prodotto tipico locale che è il luppolo, e quindi noi stiamo cercando di incentivare anche i produttori per far sì che ci sia una filiera dall'inizio alla fine e poter appunto certificare una vera e propria birra veneta. Non è che non esistano le birre venete, perché vengono prodotte in Veneto, ma magari il prodotto, diciamo, non è totalmente certificato a chilometri zero. Questo è l'obiettivo che vorremmo raggiungere.